Sindaco, la città si sta abbellendo, la state abbellendo con diversi addobbi natalizi, una via Etenea anche molto illuminata, non solo, ma anche abbiamo visto diversi ornamenti anche nelle periferie. Sì, quest'anno abbiamo voluto aumentare l'estensione degli addobbi natalizi perché è un anno particolare. L'emergenza Covid, capite che ha messo in ginocchio l'intera nazione. Dare un tocco di speranza, e questo è anche l'oggetto del colore delle luminarie della via Etenea. Proprio il tricolore è un simbolo di unità d'Italia, di nazione, proprio perché quest'anno è stato particolare dal punto di vista dell'economia. Vogliamo essere solidali con tutti, vogliamo dimostrare che Agrigento è in sintonia anche con le altre città italiane e vogliamo dare un segno di speranza ai nostri concittadini. Considerando anche la pandemia del Covid-19, pensate di organizzare qualcosa per questi eventi natalizi? Ma no, più che organizzare invece fare i controlli per questi eventi natalizi, perché non bisogna abbassare la guardia assolutamente, perché purtroppo il virus è ancora in giro, i contagi aumentano, anche se di poco conto, ma aumentano anche però le guarigioni, è aumentata anche la prevenzione, abbiamo instaurato un ufficio Covid che sente i contatti, sente i contagiati, ora con i volontari della Trinac e le altre associazioni di volontariato faremo anche un servizio a domicilio, tutti quelli che ne riterranno e ne avranno di bisogno. Penso che un aiuto, una presenza costante dell'amministrazione agli agrigentini che sono stati colpiti da questa calamità penso che sia fondamentale. Quindi azioni di solidarietà principalmente. Sì, azioni di solidarietà, non possiamo pensare a fare delle feste, dei concerti, anche perché sono vietati sicuramente, però la cosa fondamentale è il regalo di Natale che possiamo fare ai nostri concittadini, proprio stare accanto a loro ed essere disponibili a 360 gradi.